Ciao ragazzi, oggi sono da solo, ho fatto una salita abbastanza semplice sul cornetto di Folgaria, questa cimetta qui è sulle Prealpi Vicentine nel gruppo della Vivolana. Comunque una salita non banale, non difficile, ma che comunque dà molta soddisfazione arrivati in cima per un paesaggio strepitoso che si può ammirare. Vediamo di cosa si tratta. E dopo la più tipica delle partenze, con parcheggio nel solito piazzale ancora vuoto, temperatura polare e avvio con il classico sentierino nel bosco, eccomi qui, sotto una leggerissima nevicata, tentare di risalire quella che ha tutto l'aspetto di una pista da sci ormai dismessa. Saranno i molti passi già fatti con un panorama che si fa desiderare, saranno le nubi o forse la salita in solitaria, ma sono quasi sul punto di mollare. Poi però il cielo si apre e qualche raggio di sole mi convince. Ma dovrebbe mancare poco ormai, la cima è quella, c'è anche un'installazione con degli sci e le racchette, poi vedremo. Fino a qui tutto sommato discretamente ripido, perché si risalgono anche pendii aperti che normalmente in discesa vengono anche sciati dagli sci alpinisti, però tecnicamente facile. Ora continuiamo su questo pendio e poi ci ricongiungiamo alla traccia. Ancora qualche metro. Devo essere onesto. Non conoscendo bene la zona, sono salito qui anche per vedere in che stati fosse il percorso che d'estate si estende fino al becco di Filadonna, la cima più alta del gruppo. E devo dire che la presenza di molta neve ventata e non coesa, l'assenza di qualunque passaggio precedente, il forte vento previsto per il pomeriggio e un cielo davvero minaccioso, questo mi hanno fatto decisamente desistere da qualunque eventuale tentativo. Ciao ragazzi, sto rientrando. Pensavo di fare il sentiero di cresta scendendo dall'altra parte, però ci sono moltissimi depositi di neve ventata, si sprofonda letteralmente su neve farinosa, inoltre nel pomeriggio è andato raffiche di vento che dovrebbero montare su, per cui ho scelto alla fine un percorso, un traverso sul versante che mi porterà comunque fino all'altro versante, al rifugio Paradiso, ex rifugio al momento chiuso quantomeno, e poi da lì scenderò.
visto anche un po' di sole, finalmente, dopo varie velature durante tutto il pomeriggio. L'escursione è quasi volta al termine, che dire, un percorso adatto a moltissimi sicuramente, con alcune piccole accortezze qua e là. Se foste interessati al percorso, lasciato nel testo sotto al video alcune informazioni che potrebbero tornarvi utili. Io vi do appuntamento al nostro prossimo video, sul nostro prossimo itinerario, ricordandovi, se vi piacessero i nostri video, di chiaramente iscrivervi al canale.